Avevo tutto sotto controllo. Poi la vita ha deciso diversamente. Non ti racconto i dettagli, non è quello il punto, ma voglio dirti una cosa che ho imparato in modo diretto, doloroso e definitivo. La reinvenzione professionale non è un evento, è un processo e come tutti i processi che funzionano ha una struttura. Questa è quella struttura. Sono Fabio Micale. Aiuto professionisti con esperienza a rimettere ordine nel lavoro, con un metodo in 3 passi. Quello di oggi è un po' l'origine di tutto. Cosa fare davvero quando un pezzo della tua carriera va in pezzi? Prima cosa, smetti di chiamarla reinvenzione. La parola porta con sé un'idea sbagliata, che tu debba buttare via tutto e ricominciare da zero, come se gli anni prima fossero stati uno sbaglio da correggere. Non è così. Quello che stai facendo o che stai considerando di fare è più vicino a una ristrutturazione che a una demolizione. Togli quello che non funziona più. Rafforzi le fondamenta. Costruisci nuovi piani su basi solide. E le basi sei tu, con tutto quello che hai vissuto, imparato e costruito. Il processo ha 4 fasi. La prima è fermarsi davvero. Non qualche ora, non un weekend. Creare lo spazio mentale per vedere la situazione con chiarezza, senza il rumore delle urgenze quotidiane. La maggior parte delle persone salta questa fase e poi si chiede perché continua a ritrovarsi negli stessi problemi con forme diverse. La domanda giusta non è cosa voglio fare, è chi sono davvero, cosa ti dà energia, cosa ti prosciuga, cosa sai fare meglio di quasi chiunque altro, cosa hai sempre rimandato. La seconda fase è separare il rumore dal segnale. In un cambiamento ricevi consigli da tutti, famiglia, amici, colleghi, internet. La maggior parte riflette le paure e i desideri di chi te li dà, non la tua realtà. Il compito qui è imparare a fidarti di nuovo del tuo giudizio, quello che hai affinato in anni di esperienza. La terza fase è costruire la direzione. Non il piano definitivo, la direzione. Un piano presuppone di sapere esattamente dove vai e come ci arrivi. In un cambiamento, quella certezza è spesso illusoria. Una direzione ti dice solo, da questa parte, non da quella. Basta per iniziare a muoversi e il movimento produce informazioni che nessuna pianificazione a tavolino può darti. La quarta fase è eseguire e correggere. Ed è dove la maggior parte fallisce, non perché sia difficile, ma perché si aspetta che sia lineare. Non lo è mai. Ogni passo produce feedback, ogni feedback un aggiustamento. Il processo non è una linea retta, è una spirale ascendente. Il successo non appartiene a chi fa il piano perfetto, appartiene a chi corregge la rotta più velocemente degli altri. Qui entra in gioco l'intelligenza artificiale nella terza e nella quarta fase, non prima. Non ti dice chi sei, non ti trova la direzione, non fa il lavoro emotivo delle prime 2 fasi, ma quando la direzione ce l'hai già, diventa un acceleratore straordinario, riduce i tempi di apprendimento, automatizza i compiti ripetitivi, amplifica quello che sai già fare. Per un professionista over 40 in questa fase è un vantaggio enorme rispetto a chi ha affrontato lo stesso percorso 10 anni fa senza questi strumenti. Se ti riconosci in quello che ho detto, probabilmente stai attraversando o stai considerando un cambiamento professionale. Una cosa diretta, è dura, non te lo farò sembrare facile, ma è anche possibile. Chi lo fa con metodo, con onestà verso se stesso e con gli strumenti giusti, arriva quasi sempre dall'altra parte con qualcosa di più solido di quello che aveva prima. Se vuoi farlo con metodo, i primi capitoli di Successo in 3 passi sono gratuiti. Trovi l'estratto sul sito fabiomicale.com. Ci vediamo al prossimo passo.